La prevenzione rappresenta il punto fondamentale della salute pubblica e per noi, ed è la nostra mission, la salute dei cittadini. Quindi è importante oggi questo convegno che si tiene qui nella sede dell'Ordine dei Medici e noi siamo stati i promotori assieme all'ASPRI. In particolare oggi ci soffermeremo sulla prevenzione materno-infantile e riproduttiva perché garantire percorsi di tutela della salute della donna e del bambino e sostenere una genitorialità consapevole, promuovere l'accesso ai consultori, ai servizi territoriali, assicurare una diagnosi precoce e accompagnare le famiglie in tutte le fasi della vita riproduttiva non è solo prevenzione clinica, ma è anche un investimento sociale e su questo punto dobbiamo tenere ferma la barra. Oggi abbiamo il piacere di presentare un evento che mette insieme diverse professionalità che si occupano tutte quante dei bambini e in particolare verrà trattato il primo anno di vita del bambino con tutte quelle che sono appunto pediatri, neuropsichiatri, ma centri vaccinali, tutte quelle che sono le attività che girano attorno alla sua salute per mantenerla, per fare sì che il bambino superi questo anno pronto ad affrontare il resto della sua vita, che è un anno difficile, comunque la mettiamo, lui da cucciolo gattonerà, camminerà in questo anno, quindi cresce parecchio e noi vogliamo che cresca bene. Questo progetto si appoggia appunto a quelli che sono i piani della prevenzione e fa sì che oggi si incontreranno queste diverse appunto professionalità inerenti, come dicevo, pediatri, ma anche igienisti, neuropsichiatri, insomma, per far sì che tutti insieme sappiamo qual è il fine e l'obiettivo da raggiungere, appunto il mantenimento della salute del bambino. Spero che tutti si rendano conto di quanto sia importante attenzionare questo argomento, perché oggi un bambino è prezioso, ne nascono sempre meno e quindi dobbiamo fare in modo che il bambino raggiunga l'età seguente la fanciullezza e tutto con la maggiore serenità e soprattutto, ripeto, salute. Il piano di prevenzione aziendale si inserisce in un contesto normativo che regolamenta il piano nazionale di prevenzione, che è inserito all'interno del sistema nazionale di sanità pubblica. Serve da supporto per le attività previste dai LEA, dal nuovo sistema di garanzia, e serve a dare salute alla popolazione e garantire equità, trasparenza in tutte le attività che mettono al centro il cittadino e il bisogno di salute. È un congresso importante questo, è un congresso che esce fuori da un protocollo d'intesa fatto tra ASPE e ACP, Associazione Culturale Pediatri. Noi ci teniamo tantissimo perché la prevenzione è importantissima sin dai primissimi giorni di vita, anzi andiamo prima, ancora in gravidanza, perché fare crescere un bambino sano abbiamo un adulto sano. Prevenzione significa vaccinazioni, prevenzione significa alimentazione, prevenzione significa nascere in un ambiente sano, fuori dalla plastica, fuori dai cellulari. Prevenzione significa comunicare e avere una scuola a portata di tutti. E soprattutto prevenzione significa aiutare pure i bambini che non ce la fanno da solo, quindi l'inclusione è prevenzione. Oggi parleremo dei primi 1000 giorni e sottolineiamo proprio l'importanza di tutti quei fattori che possono influenzare la salute del neonato, del bambino e quindi anche a lungo termine dell'adulto che sarà, valutando tutti quei fattori di protezione della salute ma anche quei fattori di rischio che mettono proprio a rischio la salute del neonato, del bambino, del futuro adulto che sarà, per tutte quelle malattie croniche non trasmissibili che siano il diabete, l'ipertensione, l'obesità. E l'importanza, sottolineiamo, di cominciare a riflettere e a mettere in atto tutta una serie di prassi che riguardano gli stili di vita dal concepimento fino ai primi 2 anni del bambino. In questo tempo
in questi primi 1000 giorni ci giochiamo la salute e il futuro di questa generazione. Oggi affronteremo appunto un momento di riflessione più che altro su quello che sono su quella che è la prevenzione dei disturbi del neurosviluppo in età evolutiva, secondo dei principi di alleanza tra il neuropsichiatra infantile e il pediatra di famiglia. Questa alleanza è fondamentale perché nella prima fascia di età, che riguarda proprio lo 0-3 anni in particolare, è estremamente importante che il pediatra, che è il primo attore di questa catena assistenziale che va a prendere in carico il neonato, si occupi proprio dell'intercettazione di quelli che sono gli indicatori clinici prioritari per poter valutare l'entità del rischio dei disturbi del neurosviluppo. I disturbi del neurosviluppo sono tanti, lo sappiamo, secondo il DSM-5 sono appunto le disabilità intellettive, i disturbi dello spettro autistico, disordini motori, disordini del linguaggio, quindi tutte quelle patologie che hanno già un esordio proprio precocissimo nello 0-3 anni.